Buona giornata, bentrovati, eccoci ad un nuovo appuntamento dedicato al mondo dello sport attraverso il nostro e vostro canale, quello di web tv www.venetoglobe.com dove potete trovare tutte le nostre produzioni in modalità on demand e pronte da vedere. Per chi invece ama il televisore, la televisione per così dire normale, digitale terrestre per il momento, scusatemi, il www è ormai un'abitudine di venetoglobe.com, però vi dicevo canale 95 per il digitale terrestre per quanto riguarda l'emittente del Nord Italia, ovvero Caffè TV 24, in onda ogni sera intorno alle 19:40, 19:45 circa, nella seconda parte di serata e poi nella primissima parte del mattino. Andiamo ad iniziare vedendo quali sono gli appuntamenti odierni. Cominciamo ancora una volta dal tennis, edizione 2019 delle ATP Finals presso la Arena di Londra, la 02. Chi trionferà da imbattuto vincerà 2,5 milioni di euro. Berrettini trova sulla sua strada Djokovic e Federer e domenica aprirà proprio contro Djokovic. Sempre per il tennis, a Milano in questi giorni si sta disputando il torneo tra i migliori under 21 del mondo, tra cui c'è anche l'italiano Jannik Sinner, eccolo qua, che si è qualificato tra l'altro ieri sera per le semifinali e questa sera affronterà per pura formalità De Minaur, un altro atleta, un altro under 21 molto interessante, però vi dicevo Sinner è già qualificato per le semifinali. Complimenti a lui. Ieri a Conegliano invece visita di Marco Nardoni, responsabile delle partenze del Giro d'Italia. Vedrete e saprete naturalmente che il Giro d'Italia, per quanto riguarda la prossima edizione, farà una tappa o avrà una tappa che da Conegliano porterà a Valdobbiadene. È una tappa che pensavamo potesse ripartire e partire nuovamente da Piazza Cima, che è il salotto buono della città di Conegliano, invece Rai ha detto che c'è qualche problemino per i mezzi e per le riprese da effettuare e quindi la partenza avverrà proprio da qui, da questa foto, cioè dalla splendida Fontana dei Cavalli, come si chiama appunto la Fontana dei Cavalli di Conegliano. Il tragitto andrà poi non verso destra ma verso sinistra, ripercorrendo Corso Vittorio Emanuele, Corso Mazzini e poi andrà attraverso via Lourdes per assalire verso il Ca del Poggio, verso il muro di Ca del Poggio, dove naturalmente non mancheranno i tifosi, non mancheranno gli appassionati. Noi c'eravamo circa una quindicina di giorni fa per l'inaugurazione e per i festeggiamenti del 50° anniversario di Ca del Poggio, ristorante e hotel, ne avevamo parlato con Alberto Stocco, ci aveva sviluppato e detto appunto di questa possibilità di questa crono e allora ne avevamo parlato anche con i due ciclisti di casa, Vendrame e Modolo. Sentiamoli. Stavo per chiedere appunto, il muro lo conoscete? Il muro lo conosciamo, io purtroppo non ho avuto l'esperienza di fare un grande giro, sono appena passato 3 anni di professionismo, spero che ci sia molta gente e di passare. Sicuramente perché parlano anche bene di questo Vendrame, quindi ti aspettiamo qui magari davanti a tutti per salutare casa. Ma speriamo bene, dai. Mentre Sasha, la stagione? Ma io sono stagione, le ultime 2 da dimenticare, ho avuto problemi fisici che finalmente ho risolto, però per il mio 100% se ne parlerà il prossimo anno. È un ciclismo che è sempre portato ai massimi livelli e anche per quanto ti riguarda, ti aspettavano forse un po' prima, poi hai detto tu, con qualche infortunio di meno ci saresti anche stato. Sì, ripeto, è da 3 anni che lottavo con una cosa che non trovavamo Bandolo? Sì, non trovavamo il problema e la soluzione. L'ho trovato, però il recupero si aggirava intorno ai 6 mesi, quindi ormai è andato. So anch'io che potevo fare di più, volevo fare di più, ma contro le malattie, tra virgolette, non ci fai poco o niente, quindi vediamo il prossimo anno. In bocca al lupo. Crepi. In bocca al lupo. Crepi lupo.
Due stagioni veramente sfortunate per Sasha Modolo. Prima di passare al rugby che vedo, vi ricordo che a Cadel Poggio, come vi dicevo, ci sarà il primo intertempo della cronometro, la Conegliano Valdobbiadene, mentre il secondo intertempo sarà in piazza a Pieve di Soligo. E allora eccolo qui il capitano Sgarbi con il tecnico Bortolami. Ieri erano a Cardiff per la presentazione della Champions per quanto riguarda il rugby. Un Benetton che giocherà quindi con Leinster, Lione e Northampton. Se di Leinster conosciamo già tutto, di Lione e Northampton conosciamo la forza di queste due squadre, la forza di queste due formazioni che impegneranno chiaramente i Leoni per il passaggio del turno. Poi i Leoni intanto in questa settimana, in questo fine settimana, saranno a Leanelli per giocare contro gli Scarlets. Dovrebbero rientrare Monti Ioane, Quaglio e Riccioni. Molte possibilità ci sono anche per vedere Morisi e Zanni in campo o quantomeno nella rosa, nel roster dei Leoni. Per il rugby e per questa partita, dopo il dopogara di Edimburgo, ha portato in evidenza un gran bel giocatore che si chiama Brex, che per la seconda settimana consecutiva ha fatto veramente molto bene in campo in questa partita contro Edimburgo, MVP, ovvero miglior uomo in campo, miglior uomo della partita. Sentiamolo. Quando ti ho preso in mezzo al campo mi hai detto ma non ho neanche sentito che ero man of the match. Bella soddisfazione. Sì, ovvio. Sì. Sinceramente non avevo neanche sentito e si vede che ero concentrato nel gioco, ma sì, ovviamente è sempre una soddisfazione prendere questa nomina. Ti ho anche detto che ti ho visto più che bene da un paio di settimane, che la voglia di giocare si vedeva tutta. Sì, ovvio. Sono stato fuori quasi 8 mesi e ovviamente adesso poco a poco inizio a prendere un po' il ritmo di gioco, quindi sono molto contento. Che partita è stata? Perché a un certo punto è stata una partita veramente tosta. Sì, è molto tosta, è stata durissima, anche per la pioggia ovviamente non aiuta, è stata una battaglia di tutti i 15, penso che hanno lasciato tutto in campo, il cuore, il fisico, tutto quanto, e si è visto nel risultato. Era importante continuare a vincere perché adesso insomma con 2 vittorie, avete perso le prime 3 però ci sono 2 vittorie, vi rialzano in classifica, ci sono gli Scarlet. Sì, ovviamente 2 vittorie è quello che avevamo bisogno e anche perché ci siamo trovati di nuovo con tutti i nazionali in questa partita e ci siamo trovati bene, quindi è un punto molto importante. Hai un record da migliorare con noi, quei 17 placcaggi che hai fatto, quindi a buon rendere. E speriamo, non sarà facile però, andremo avanti. Ci si riferiva naturalmente ad un filmato che Ben TV ha mandato in onda nella scorsa settimana, i 17 placcaggi effettuati da Brex durante una partita. Nel rugby femminile, convocazione di 3 ragazze dell'arredissima Villorba nella nazionale italiana che affronterà il 16 il Giappone ed il 23 a Bedford l'Inghilterra. Le giocatrici sono la solita Barattin, eccola qui, e poi Cavina e Furlan. Eurolega di basket, dopo l'Eurocup e la Champions, adesso tocca a Milano, al Forum, affrontare Baskonia. L'inizio è fissato alle 20:45. Per quanto riguarda invece casa nostra, diciamo così, TVB De Longhi Treviso affronterà la Virtus Bologna in trasferta. La sfida è contro la capolista, tra l'altro, del momento, che sta andando bene anche in Coppa. Nella Superlega maschile invece, qui siamo al volley, la terza giornata ha visto Perugia battere Monza 3-2 e Trento vincere contro Vibo Valencia per 3-1. Ha riposato la Chione Padova. In A1 femminile invece Limoco Volley Conegliano ha vinto al Palaverde contro Bergamo 3-0. Adesso per una decina di giorni le Pantere non saranno nella Marca Trevigiana, sono già partite per andare a sabato a giocare la prima contro Novara, contro l'Igor Gorgonzola Novara, ormai è una sfida aperta. Poi ci sarà Cuneo martedì infrasettimanale e infine a Milano ancora il 16 per la Supercoppa e ancora contro l'Igor Gorgonzola Novara. Nella A3 di pallavolo maschile invece per Motta di Livenza, vittoria contro Civitanova per 3-1, prossimo impegno in trasferta contro il TPS di Bergamo.
Parliamo di calcio perché questa sera torna in campo anche l'Under 17 per quanto riguarda l'Italia, che si gioca il pass per passare il turno e andare ai quarti di finale del Mondiale Under 17 di categoria appunto. L'incontro sarà Italia-Ecuador, inizio fissato per le ore 20:30. Per questo c'è anche Mamma Rai che trasmette appunto la gara intorno alle 20:30, è una partita importantissima. Champions invece, importante il risultato ottenuto ieri sera dall'Atalanta per quanto riguarda la Champions League, che ha visto l'Atalanta pareggiare a San Siro, allo stadio di Milano, contro il Manchester City per 1-1, ed è una gara che riveste particolare importanza al di là del risultato, che è positivissimo, 1-1 contro il Manchester City, ma perché dà la possibilità ancora di rimanere in gioco per un passaggio teorico del turno per gli uomini di Gasperini. Anche la Juventus ha vinto nel freddo e nel gelo di Mosca contro la Lokomotiv di Mosca per 2-1. Dopo la Champions c'è anche l'Europa League, che questa sera manda in campo la Lazio all'Olimpico contro il Celtic Glasgow. Sono obbligatori i 3 punti per andare avanti. La Roma invece in Germania sarà contro il Borussia di Mönchengladbach. L'inizio è fissato per le ore 21. Intanto lo ricordiamo, ve l'ho già detto ieri, la Supercoppa italiana si giocherà a Riyadh in Arabia Saudita il 22 dicembre prossimo e vedrà in campo Juventus-Lazio. Per la Serie A invece, dopo l'11ª giornata, Juventus sempre al comando con 29 punti davanti all'Inter che ne ha 28. C'è il caso Napoli, perché se fino all'altro giorno si parlava del caso Balotelli e di questi bu razzisti, adesso c'è il caso Napoli con i giocatori ed il tecnico che si sono espressi, soprattutto Insigne, si sono espressi non molto bene e favorevoli al ritiro che il presidente De Laurentiis invece ha voluto per cercare di stringere attorno a sé la squadra, fare gruppo ulteriore. Insomma, non sono molto soddisfatti a Napoli di quello che sta facendo la squadra, e allora c'è stato però un ammutinamento da parte dei giocatori. De Laurentiis addirittura pensa alla denuncia per qualcuno di loro, mentre con Carlo Ancelotti potrebbe esserci una rottura. Molti si augurano non definitiva, però una rottura ci potrebbe essere. Domani intanto 12ª giornata con Sassuolo-Bologna. Anche la Serie B è pronta a partire per quanto riguarda le Venete Friulane, e allora Entella Pordenone sabato, Perugia Cittadella, Venezia Livorno, domenica alle 21 Frosinone Chievo. Nella Serie B femminile la Permac Vittorio Veneto giocherà il prossimo turno in trasferta nella Repubblica del Titano, ovvero a San Marino. Serie C, Girone B, turno di Coppa Italia tra le Venete. Ieri sera scontro fratricida tra Padova e Vicenza. L'ha spuntata il Vicenza, che ha vinto per 4-1, ed è una vittoria che pareggia un po' i conti con la sconfitta che c'era stata in campionato. Padova che lascia il turno, lascia la Coppa, e quindi andrà avanti lo scontro e il duello andrà avanti nel campionato sicuramente tra Padova e Vicenza. Mercoledì 13 Triestina Virtus Verona per quanto riguarda la Veneta e la Friulana impegnata. Siamo sui campionati che seguiamo più da vicino. Serie D, eccellenza, promozione. Per quanto riguarda la Serie D, il Montebelluna va a giocare contro il San Luigi per quanto riguarda il prossimo turno di campionato. Nell'eccellenza invece tutto bene per il Giorgione, che in testa alla classifica. C'ha solo da aspettare il ricorso del Garda per i microchip usati sulle scarpe, insomma una cosa di cui abbiamo accennato ieri e che ci fa sorridere ancora. Nel girone B invece in testa il Porto Mansuè, che ha approfittato della battuta a vuoto, pareggio tra San Donà e Portogruaro, e poi della sconfitta del San Giorgio Sedico per ritornare in testa. Anche il
fondo però è molto interessante, con l'Eclisse che è ultima in classifica, penultima il Lia Piave che ha ceduto 4-2 all'Istrana domenica, e staremo a vedere dove le nostre telecamere domenica ci porteranno. In promozione vi ricordo l'anticipo del Conegliano, gioca sabato pomeriggio, giornata di campionato, girone D affronta la vice capolista Noventa. Anche il Conegliano ha la Coppa e sarà impegnato il 13 novembre tra Scardovari Conegliano, turno esterno. In prima categoria invece turno interno sempre il 13 novembre per il Santa Lucia Susegana che affronterà il Ponte Crepaldo. Gli altri sono Alpago, Refrontolo. Concludiamo con due notizie dedicate al basket, la Serie A2 femminile con il Ponzano che dopo la vittoria contro i Giants di Marghera torna al successo, e le ragazze di Campagnolo sono impegnate in trasferta contro il San Giorgio, penultimo della classe. In Serie B maschile invece la Rucker Sand continua a vincere 7-7, vedremo cosa succederà nel prossimo turno casalingo di sabato contro la Gilmar Lecco, che sarà tra l'altro, lo ricordiamo, trasmessa in diretta streaming su www.venetoglobe.com, canale Facebook e canale YouTube. Non perdetevi la possibilità di vedere la gara in diretta streaming su www.venetoglobe.com. A tutti voi buona giornata e buona serata.